un festival, l'11° all'insegna del tortellino. È quello che si è svolto il 4 ottobre scorso a Bologna, festa del patrono San Petronio, un evento realizzato a Palazzo Renzo che ha visto protagonisti il re della cucina bolognese, il tortellino, proposto da 20 chef in tantissime versioni. Contestualmente si è svolto il Palio di San Petronio, una competizione tra caseifici di Parmigiano Reggiano del territorio, in cui assaggiatori professionisti e non hanno fornito le loro preferenze. Una gara che ha messo in evidenza le imprese zootecniche che producono latte per il Parmigiano Reggiano in provincia di Bologna. Intanto siamo molto felici di essere qui in una giornata così bella per Bologna, quella del santo patrono che è San Petronio. Oggi saranno presenti tutti e 9 i caseifici della provincia di Bologna, della sezione di Bologna come la chiamiamo noi del Parmigiano Reggiano, ai quali conferiscono circa 70 stalle il latte necessario per la produzione delle circa 100.000 forme che tutti gli anni i caseifici bolognesi producono. Quindi delle 4 milioni di forme totali Parmigiano Reggiano, una piccolissima parte, ma importante evidentemente, sono 100.000 e vengono prodotte in quella parte della provincia di Bologna che è la sinistra del Reno, il fiume del Reno che attraversa la provincia di Bologna è un po' lo spartiacque, a destra siamo fuori, a sinistra siamo invece in casa Parmigiano Reggiano. Il parmigiano è un ingrediente importante per i tortellini, ma questo prodotto è utile anche per la promozione di un territorio vocato per le eccellenze agroalimentari. Noi pensiamo proprio di sì, abbiamo progetti che stiamo portando avanti già da qualche anno perché ci rendiamo conto, come altre eccellenze evidentemente dell'agroalimentare e dell'enologia, Emiliano Romagnola stanno chiaramente tracciando negli ultimi 5-6 anni un turismo italiano e straniero che cerca questo, che viene ai nostri territori per questo. Allora anche oggi far vedere questi 9 caseifici che rappresentano un po' tutto il territorio della provincia, dalla pianura, San Giovanni Persiceto, Crevalcore, sono le stalle di pianura diciamo più spinte verso la bassa la chiamiamo, fino invece passando dalla collina, Bazzano, Monteveglio, salendo Valsamoggia, Cabortolani, poi ancora più su fino al Corno alle Scale, significa in realtà portare oggi qui in Piazza Maggiore, alla sala del Palazzo del Podestà, un intero territorio e parlare di questo territorio, perché quando noi poi raccontiamo il Parmigiano Reggiano raccontiamo il mondo che ci sta dietro, che vive di questo e che è fatto non soltanto di allevatori, ma proprio di un tessuto sociale che si è mantenuto coeso anche grazie al nostro formaggio. Quanto è apprezzato il prodotto di montagna dai consumatori? Il Parmigiano Reggiano di montagna è un prodotto evidentemente estremamente apprezzato e noi dobbiamo farlo conoscere di più. Abbiamo in atto già da qualche anno un progetto con i caseifici per rendere riconoscibile con un marchio ben preciso e poter valorizzare un ambiente e un lavoro che evidentemente è diverso da quello della bassa collina o della pianura, un ambiente più faticoso, un ambiente per eroi, è un ambiente in cui se non ci sono più gli allevatori, i produttori di foraggio e i casari del Parmigiano Reggiano, lo vediamo in altre zone che la nostra stessa provincia non può fare una bella fine, cioè c'è bisogno di noi. Allora perché tutto questo continui bisogna che il consumatore lo capisca, lo apprezzi per quello che è, cioè un ottimo prodotto, ma lo apprezzi anche per quello che sono i valori intrinseci che contiene, che è quello sostanzialmente di salvare, è un bene pubblico, di salvare un'area del territorio, nel nostro caso della montagna bolognese, che è fragile e che ha bisogno che la produzione del Parmigiano Reggiano continui. Quindi è importante non solo perché è buono, ma perché proprio chi lo compra sta facendo del bene alla montagna. La sezione bolognese dell'ente di tutela del re dei formaggi ha avuto un ruolo importante nella realizzazione dell'evento che vuole da un lato valorizzare il formaggio del territorio e allo stesso tempo guidare al consumo consapevole di un prodotto unico ma con tante sfumature sensoriali a seconda delle aree produttive. La sezione di Bologna del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano partecipa quest'anno al Festival del Tortellino. L'intenzione è quella di avvicinare sempre di più il mondo dei consumatori al Parmigiano Reggiano prodotto nel territorio bolognese, ma guardando anche la realtà dei ristoratori, in quanto questo Festival del Tortellino, organizzato da Lasso Ristoratori Tourt Lane, ci consente di stare al loro fianco e mettere di fianco a un altro prodotto tipico del territorio modenese, cioè il tortellino,
quello che è uno dei principali ingredienti, diciamo, che accomuna normalmente tutti i ripieni dei tortellini, cioè il parmigiano reggiano. In particolare in questa manifestazione abbiamo voluto mettere, come si suol dire, in gioco tutti e 9 i caseifici che producono parmigiano reggiano all'interno del territorio bolognese, per far decretare a una giuria di consumatori, a una giuria di ristoratori e anche una giuria di esperti assaggiatori dell'associazione Assaggiatori Parmigiano Reggiano il miglior caseificio della provincia di Bologna. Il palio di San Petronio del Parmigiano Reggiano si svolge in questo modo. I 9 caseifici sono tutti quanti in assaggio, però in modo anonimo, assolutamente anonimo. Ognuno che fa l'assaggio vedrà il campioncino di formaggio, ma non saprà a quale caseificio appartiene e sarà chiamato a dare un giudizio sul singolo campione. Questo giudizio sarà per 3 classifiche diverse. Ci sarà una classifica fatta dagli assaggiatori esperti dell'Associazione Assaggiatori Parmigiano Reggiano. Un'altra classifica sarà quella stilata dai consumatori e un'altra classifica ancora sarà stilata dai ristoratori. L'Associazione Assaggiatori Parmigiano Reggiano fa corsi di conoscenza sul Parmigiano Reggiano, partecipa con la sua giuria di esperti, maestri assaggiatori a stilare i giudizi sui singoli campioni di formaggio e diciamo che contribuisce assieme al Consorzio del Parmigiano Reggiano a diffondere la cultura dell'assaggio consapevole del Parmigiano Reggiano. Perché? Perché il Parmigiano Reggiano è un prodotto artigianale, è fatto senza conservanti, quindi da caseificio a caseificio il prodotto cambia e anche notevolmente. Non solo da stagionatura a stagionatura, il prodotto cambia tanto perché il tempo nella maturazione del prodotto ha un ruolo fondamentale, ma cambia anche dalla mano del casaro rispetto a un altro, in quanto i caseifici di Bologna sono distribuiti sul territorio bolognese a sinistra del fiume Reno, a partire da Corno alle Scale per arrivare fino alla bassa pianura bolognese. E quindi invitiamo i consumatori a ricercare queste differenze e a dare il loro giudizio. Tanti ristoranti alle prese con i tortellini, proposti nelle forme tradizionali, ma con tanta innovazione e un pizzico di fantasia. Oggi noi presentiamo il tortellino Goccia d'Argento, che è una creazione nostra. Goccia d'Oro è una ricetta della tradizione, non vecchissima, comunque già appartiene alla tradizione. Goccia d'Argento è una creazione di oggi. E l'abbiamo ottenuta questa salsa facendo un'emulsione con brodo, panna e porro bruciato. Dà questa colorazione bella, intensa, argentea, e mantenendo comunque sempre un registro di profumi e di sapori tradizionali. Uno si sente in casa, nonostante questo shock del colore, comunque è una ricetta di casa che ti porta subito alla nonna, alla famiglia, alla ricetta casalinga, anche perché il tortellino è quello tradizionale cotto nel brodo. Per il nostro tortellino utilizziamo delle materie locali soprattutto, quindi la prima cosa è andare a ricercare ogni ingrediente nella provincia di Bologna, in questo caso. E specificatamente il parmigiano io preferisco metterne non troppo ma abbastanza incisivo, quindi un formaggio che va dai 24 ai 30 mesi, ecco, per non dover poi eccedere nelle quantità e andare un attimo a interferire con la consistenza che mi piace bella soda del tortellino.